Alessio Lattuca di Confimpresa, oggi un interessante convegno dedicato alle imprese. Ma quale sarà il futuro delle imprese nel nostro territorio? La politica di oggi è quella prioritariamente destinata alle politiche ESG. È una misura europea che ha delle ricadute sulle imprese, al momento quelle di grossa dimensione, ma a breve avrà anche una ricaduta sulle imprese piccole e medie del nostro territorio. Si tratta di un processo di transizione energetica ed ecologica, quindi ha a che fare non solo con l'ambiente, ma con la sostenibilità in generale e con le politiche socio-economiche dei bilanci che saranno presentati dalle imprese. Cioè le banche oggi valutano l'impresa non solo per la propria capacità economica, ma anche per le politiche di transizione che avranno una priorità. Noi abbiamo sottoscritto degli accordi già con le banche, il cui tema è Orizzonte Sviluppo, che daranno una premialità alle aziende che vanno in transizione. Quindi vogliamo, questa giornata è dedicata non solo alle imprese ma anche alle professioni, e sono presenti infatti, oltre che avere patrocinato l'evento, l'ordine degli agronomi, degli architetti, degli ingegneri, geometri e tanti altri ordini, oltre che il patrocinio della Camera di Commercio, della città di Agrigento e di altri enti. Cioè è una operazione che guarda un po' lontano. Stiamo cercando di creare dei tavoli che si ripeteranno a cadenze ben precise su temi specifici per capire se le imprese e i professionisti di questo territorio abbiano la capacità di stabilire un percorso comune per in qualche modo agevolare i processi di sviluppo. ESG è uno di questi processi, secondo me anche uno di quelli più importanti. Quindi cosa fare per aderire? Ma noi abbiamo già creato un team, perché in questo momento la tecnologia diciamo, è la migliore delle alleate, perché i software che sono già stati creati hanno una funzione predittiva. Quindi noi cercheremo di convincere le aziende, ma non solo, a avvalersi di questa nostra assistenza per competere con la parte più evoluta del paese, perché già appunto al nord queste politiche sono già partite e le imprese sono già attrezzate, ma non solo le imprese, anche gli ordini professionali e i professionisti individualmente. Sono tutte politiche che hanno a che fare anche con l'accesso da parte dei consumatori a strutture che siano tracciate, un po' come quello che è accaduto per i prodotti alimentari che hanno la tracciabilità. Anche le politiche che fanno le imprese saranno tracciabili e funzionali a un processo che è già partito e che l'Unione Europea renderà obbligatorio da qui a poco. Voi siete sempre presenti anche con strutture di supporto alle aziende come il Confidi? Assolutamente sì, non si tratta soltanto di ambiente, si tratta anche di finanza, perché diciamo, le banche sono già attrezzate per verificare se le imprese sono orientate verso queste politiche e hanno già dei comparti che valutano appunto l'ESG, che è un acronimo, per capire se le aziende restano indietro o avanzano secondo processi innovativi che comunque hanno delle ricadute su di loro. Presidente, come valuta questa iniziativa? Ma sicuramente positiva. L'ordine è stato ben lieto di patrocinarla, perché siamo ben consapevoli che le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, sono in difficoltà molto spesso per crisi di liquidità, e quindi ben vengano questi progetti che mettono insieme diversi soggetti nell'ambito diciamo del credito per aiutare piccole e medie imprese. Molto spesso le stazioni appaltanti, le amministrazioni, pur di rispettare le scadenze dei bandi europei, delle misure di finanziamento di fondi comunitari, sono costrette a eseguire lavori in regime di accertamento, senza la liquidità, senza il finanziamento, in attesa del finanziamento, e questo sottopone le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, a
a uno stress. Questo progetto che viene lanciato questa mattina qua da Confidi per le imprese sicuramente è un elemento positivo che può dare ossigeno a all'imprenditoria, e noi come architetti, ma un po' tutte le professioni tecniche, siamo interessati al benessere delle imprese, perché il benessere delle imprese si traduce nel benessere della società, soprattutto nel settore delle costruzioni, dell'edilizia, che è proprio il nostro settore.